Buonasera a tutti. Cerchiamo di recuperare il tempo che abbiamo perso per mettere a punto tutte le parti tecnologiche. Oggi abbiamo il piacere di avere Alberto Biasco come relatore. Alberto Biasco credo che non abbia bisogno di presentazioni, noto da tutti i punti di vista. Adesso troviamo anche dei fumetti. Presentato. Di chi è la radio? Allora, Alberto Diaspro è professore ordinario di fisica all'Università di Genova, è direttore del laboratorio di nanoscopia all'IIT, ha ricevuto numerosi premi per la sua attività di ricerca che è comprovata da più di 500 pubblicazioni su riviste internazionali di alto livello. Tra i premi che ha ricevuto l'Emily Gray Award della Biophysical Society, il premio della Società Italiana di Fisica e non solo, ma il premio Enrico Fermi per la fisica della Società Italiana Fisica per gli originali contributi allo sviluppo e all'applicazione della microscopia ottica e il cruciale impatto sulla biofisica cellulare e molecolare. Ha ricevuto il premio Beppe Perico dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, nostra coinquilina, e per ultimo nel 2025 ha ricevuto il premio Montale Fuori di Casa in Limite. Il titolo della conferenza è sicuramente intrigante, direi di non portare via più tempo e di lasciare ad Alberto la parola. Grazie comunque, grazie. Allora, intanto, grazie, è un onore sempre tenere conferenze qui, grazie per essere qui con questa giornata volta veramente al bello, al bel tempo. Sì, ho scelto percorsi di una irresistibile scienza per, diciamo, provare a raccontare alcune cose che secondo me rendono la scienza veramente irresistibile e quindi eventualmente anche la sua promozione. Le conferenze di Faraday sono state delle conferenze molto importanti per lo sviluppo della scienza, perché portavano alle persone tutte, cercavano di promuovere quello che si faceva nella ricerca scientifica. Ma questo è irresistibile. Questo irresistibile è un po' più complicato, nel senso che ho deciso poi di usare la Treccani. E quindi questo irresistibile è di cosa o persona a cui per fascino o potere di seduzione non si può resistere. Questo penso che sia il progresso che si ha attraverso la scienza, che comunque è inarrestabile, al quale comunque non si può resistere. Poi proprio perché è stato citato prima il premio Fermi, ma non solo per questo, nella lezione di Enrico Fermi c'era l'idea che quando uno ha un buon modello, ha una buona idea di quello che c'è da fare, progetta un esperimento e l'esperimento viene bene, ha fatto un ottimo esperimento. Ma se facendo bene tutte le cose trovate qualche cosa che non vi aspettavate, magari non avete sbagliato, magari avete fatto una scoperta. E questo è quello che ha animato il lavoro di tantissimi scienziati. Faccio vedere questa diapositiva perché qui nel 1927 c'è una concentrazione elevatissima di persone che, se ci pensate, hanno cambiato il nostro modo anche di vivere, nel nostro modo quotidiano. Però c'è un piccolo neo in questa fotografia. Se guardate bene, in questa fotografia c'è una sola donna ed è Marie Curie. È Marie Curie che è sola donna in questa slide, ma è l'unica scienziata che vince il premio Nobel 2 volte e in 2 discipline differenti. Le viene riconosciuto la laurea Nobel. E partendo proprio, diciamo, dalle sue scoperte, vengono sviluppate una serie di altri percorsi che trovo irresistibili, scientifici, come quello di questa dottoranda, Florence Bell, che comincia a studiare usando i raggi X gli acidi nucleici. Fa le prime foto, quelle che vedete lì, che vedete sullo schermo, quella specie di mirino.
Beh, solo una persona che conosce la termodinamica e conosce la fisica e lo strumento che sta usando può pensare che sia prodotta dal fatto che degli elettroni, dei raggi in generale vanno ad incontrare delle eliche, delle strutture elicoidali. Poi arriverà Rosalind Franklin. Rosalind Franklin è una bravissima sperimentale, un po' come quando Galilei ha modificato il cannocchiale degli olandesi ed è riuscita a vedere la Luna molto bene nei suoi crateri. Lei migliora tantissimo lo strumento, è molto preparata ed è proprio lei che fa la famosa foto numero 51. Con questa foto numero 51, una struttura molto piccola, come quella del DNA, viene riconosciuta come una struttura a doppia elica. Sì, è proprio Rosalind Franklin che dà l'idea a Watson e Crick di sviluppare un modello, quindi loro non sono sperimentali in senso stretto, ma sviluppano un modello che prevede che il DNA che porta le informazioni si sviluppi su una doppia elica. Scrivono un lavoro di una pagina, vi risparmio il percorso scientifico che c'è stato dietro, il contributo di Wilkins, e quello che è importante di quella pagina è un articolo. È una pagina della rivista Nature, che è una delle riviste più famose, dove c'è un'immagine di una doppia elica, quella che vedete riportata lì, disegnata dalla moglie di Crick, dal racconto di Rosalind Franklin. Ecco, loro lì sopra scrivono una frase che vale il Nobel. Non sfugge alla nostra attenzione che il modo di organizzarsi di questa molecola è determinante per il trasferimento dell'informazione biologica. Punto, 3 righe. Nobel. Il genoma umano, tutte le ricerche che questa irresistibile e inarrestabile scienza ha prodotto. Oggi lo Human Pangenome, che vuol dire che non teniamo conto solo del genoma del singolo, ma del genoma del singolo adattato alle condizioni ambientali in cui questo genoma si sviluppa. Insomma, questa fantastica scala a chiocciola che potete trovare anche al Bristol, è quella che viene in effetti dagli studi di questa donna, Rosalind Franklin. C'è una medaglia per la scienza a Rosalind Franklin, ma perché non le è stato assegnato il Nobel come è stato assegnato a Watson, Crick e Wilkins? Cosa vi hanno detto per dirvi che non le è stato assegnato il Nobel? Qualcuno forse ha detto al vicino perché era morta prima, ma non è vero. Non c'era nessuna norma nelle commissioni Nobel che impedisse di dare il Nobel ad una persona deceduta. E infatti vennero dati in passato, è una norma recente. Non solo non le venne dato il Nobel, verrà dato a molte altre donne, non tantissime in vero, ma Rosalind Franklin non seppe mai una cosa. Rosalind Franklin era uno sperimentale, loro erano dei modellatori, dei computazionali, e ogni tanto quando lei partecipava alle riunioni diceva ma i fosfati, gli zuccheri, li state mettendo nel posto giusto? I fosfati, quella catena? E poi la volta dopo vedeva che le sue nuove osservazioni sperimentali entravano quasi magicamente nel modello di Watson e Crick. Se voi andate sulla Treccani alla voce DNA, trovate il perché. Perché Watson e Crick erano i revisori anonimi dell'attività sperimentale di Rosalind Franklin. Loro conoscevano prima di tutti gli altri i suoi risultati sperimentali. Lei non sapeva che loro li conoscevano, erano i suoi valutatori. Verrà Rosalind Franklin vendicata, se volete, anche se è un brutto termine, da queste due signore, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Loro introducono un'idea meravigliosa: c'è un danno nel DNA, lo identifichiamo e come per un testo Word, un testo fatto al calcolatore, facciamo un taglia e cuci, individuiamo il danno, lo togliamo e lo sostituiamo con qualche cosa che non è più dannoso. E potreste dire che questa è una questione accademica, in fondo, è un modello. E vorrei farvi vedere il contrario, vorrei farvi vedere come nel dicembre
del 2025 questo è diventato realtà e ve lo farò vedere in un filmato che tra un attimo faremo vedere. Parto prima da questa slide perché questo signore, Kiran Musunuru, ha pubblicato sul New England Journal of Medicine a dicembre un lavoro che dimostra come sia possibile applicare del tagli e cuci ad un neonato correggendo i danni che un difetto genetico produceva, ovvero la malattia che produceva. E quindi ora avrei un filmato da farvi vedere. Sì, con audio. Ma comunque se non si sentisse l'audio sta scritto quello che viene detto nell'audio. Questo bambino è appena diventato il primo essere umano nella storia ad aver avuto il proprio DNA riscritto mentre era ancora vivo. Lui è KJ, un bimbo di 9 mesi di Filadelfia nato con un errore genetico nel fegato che avrebbe dovuto ucciderlo. Su circa 3 miliardi di copie di DNA nel suo corpo, una sola lettera era sbagliata, ma quel minuscolo errore impediva al suo fegato di processare l'ammoniaca. Ogni volta che mangiava proteine, storie tossiche arrivavano al cervello, mettendo a rischio la sua vita. Ma ecco ciò che ha cambiato tutto. I medici non gli hanno fatto un trapianto di fegato e prescritto una terapia farmacologica per tutta la vita. Hanno usato CRISPR come un sistema GPS per identificare quella singola lettera difettosa nel suo DNA, tagliarla con una sorta di forbice molecolare e sostituirla con una copia sana. E qui arriva la parte incredibile. L'intero trattamento è stato progettato e prodotto in soli 6 mesi. Gli scienziati hanno creato una terapia genica personalizzata, mai testata prima su nessun essere umano, ottenendo l'approvazione della FDA in una sola settimana. La terapia è stata poi iniettata nel flusso sanguigno di KJ quando aveva 6 mesi. Da lì il trattamento ha raggiunto direttamente il suo fegato, ha identificato le cellule con il gene difettoso e ha riscritto il suo codice genetico dall'interno. E la parte più sorprendente? Ha funzionato. Ora KJ può mangiare proteine senza rischiare danni cerebrali. Si siede, si gira, cresce e raggiunge traguardi che i medici pensavano non avrebbe mai raggiunto. Ecco, credo che questo sia un buon esempio del percorso, posso usare questo, irresistibile che ci permette di fare la scienza. Poi se pensate ai tempi del Covid sono successe delle cose analoghe in fondo. La ricerca scientifica ha portato alla ribalta dei vaccini per i quali Sidney Brenner aveva preso di fatto il Nobel nel 61 quando ha introdotto l'idea che esistesse qualcosa che si chiamava RNA messaggero. E più avanti quello che è successo è che Katalin incaricò, pur essendo trattata non proprio bene dai colleghi alle conferenze, ha trovato che si poteva utilizzare quell'RNA messaggero per andare a prelevare i segnali che facevano capire che era in corso o poteva essere in corso un'infezione e addestrare il sistema immunitario ad attaccare chi produceva quella macromolecola biologica. Ecco, l'abbiamo usato nel vaccino ed è possibile usarlo e l'idea è quella di poterlo usare anche per dei vaccini antitumorali. Tanti anni fa abbiamo studiato insieme a Shita dell'IFOM un carcinoma che è il carcinoma mammario, carcinoma della mammella intraduttale. E 16 anni fa in realtà abbiamo trovato una cosa che viene utilizzata oggi e che riguarda la possibilità, diciamo, come fanno alcune cellule a migrare. Nel carcinoma, nel tumore solido della mammella, quello che succede è che nel 70% dei casi il tumore regredisce da solo, per un semplice motivo. Quello che sta succedendo è che le cellule sono tutte attaccate una all'altra come un ingorgo di macchine, prima o poi rimangono senza nutrimento, senza ossigeno, senza alimenti e si suicidano.
In un ingorgo potreste restare senza benzina, acqua, fa caldo, non vi suicidate, però diciamo non siete contenti. Poi però a un certo punto qualcuno esce dall'ingorgo per qualche motivo e le persone lo seguono. Volevano andare a Palermo, si ritrovano a Bolzano, poco importa, lo stanno seguendo. Ecco, in queste cellule, a un certo punto, perché la cellula, permettetemi questa divagazione, si accorge di essere vicino a dei dotti, a delle vie di fuga, viene prodotta una proteina che si chiama RAB5A. Una volta che questa viene prodotta, dice a un'altra proteina che si chiama RAC di andare nella membrana della cellula, rendendola più fluida. Da quel momento in poi quella cellula può scappare dall'ingorgo e andare a fare metastasi. Allora potete immaginare di addestrare il sistema immunitario a riconoscere chi fa andare RAC in membrana, quindi RAB5A, e addestrare il sistema immunitario per attaccare tutte quelle cellule che stanno facendo andare RAC in membrana, scappare dal tumore solido ed uscire dall'ingorgo per andare a produrre metastasi. Ecco, tutto questo fa parte di quel percorso iniziato con Brenner nel 61, portato avanti dalla Caricò, e che oggi ci fa pensare di poter sviluppare dei vaccini. In mezzo a questo, in questo percorso del progresso, diciamo, scientifico, c'è quella che viene chiamata tecnologia, che non è tecnica, è quella parte di studi che contribuiscono semmai a sviluppare delle tecniche, ma tecnologia e tecnica sono due cose differenti. Ora, se pensate alla domanda della Sfinge Edipo e conoscete senz'altro la risposta del più famoso dei quesiti, vi rendete conto che effettivamente abbiamo come innata l'idea che una volta che abbiamo conquistato una certa funzionalità, per mantenerla possiamo costruire degli strumenti, un bastone. Quindi andavamo a quattro zampe, abbiamo preso la posizione eretta, quella la vogliamo mantenere. Quando la perdiamo, non andiamo di nuovo a quattro zampe, ma costruiamo uno strumento che ci permetta di continuare a mantenere quello stato. Poi sicuramente come utilizziamo questi strumenti fa parte di quella che chiamiamo etica, che però voi potete attaccare, potete dire che è bioetica, potete dire che è roboetica, potete dire che è quello che vi pare, ma l'etica attiene alla persona, alla singola persona. E anche l'uso dello strumento. Quando Marie Curie studia i raggi X, non conosce alcuni di questi effetti e non li conosce nessuno dell'epoca e anche nei primi del Novecento, tanto che trovate all'inizio del Novecento sulle riviste la pubblicità di ditte che producono la depilazione per uomini e donne utilizzando i raggi X. Gli uomini per non doversi più fare la barba e le donne per la depilazione, dopodiché morivano per lo sviluppo di patologie tumorali, ma questo sviluppo, questo percorso è un percorso rispetto al quale si sono capite le cose un po' più avanti. Qualcuno si è subito appropriato di quella scoperta e ha deciso di usarla per scopi commerciali e se ci pensate viene utilizzata per uno scopo che diciamo quasi di cassetta. E oggi se guardate la copertina di Time vedete che la persona dell'anno è considerata l'intelligenza artificiale. Niente di male. È su quei termini intelligenza artificiale che potremmo discutere per un sacco di tempo. Se vi ricordate del Convivio di Dante, artificiale è fatto con arte dall'uomo. Siamo nel 1300. E noi, i viventi, l'intelligenza,
ce l'hanno in qualche modo embedded, si dice, no? Dentro. E se però pensate ad uno strumento come quello, che immagino che riconosciate, è l'intelligenza medicinale da prendere. Se pensate a quell'oggetto, immagino lo riconosciate, un asciugacapelli, è carino, piace ai bambini, con l'energia produce calore, è controllabile da un'intelligenza artificiale, e poi se lo mettete a confronto con quest'altro è lo stesso, piace ai bambini, con l'energia produce calore, e provate a lasciare nel comodino della casa di montagna l'asciugacapelli o il papero, e poi la stagione dopo pensate a quello che trovate. In realtà l'intelligenza nell'umano e nel vivente è dentro, non è quella che mettiamo da fuori, sono due oggetti completamente differenti e che vanno trattati in modo differente. E sviluppiamo in questo percorso della scienza, che si tratti di quella persona dell'anno intelligenza artificiale o della papera o di tanti personaggi che hanno contribuito al progresso, sviluppiamo una sorta di sentimento che ci fa pensare che possono essere degli eroi. Degli eroi. Ecco, il mio eroe è questo signore qui, uno dei miei eroi. Si chiama Maxwell. È un mio eroe a maggior ragione oggi perché mi viene da pensare ad un parallelo con l'intelligenza artificiale. Tornerò dopo su questo. Ma i chatbot e l'intelligenza artificiale è molto diffusa, giusto? Io credo che ognuno di noi ce l'abbia in tasca, in fondo, come le nanotecnologie. Magari non ve ne accorgete, ma ce l'avete addosso. L'intelligenza artificiale è quella che fa cambiare la disposizione negli scaffali del supermercato, perché voi avete l'abbonamento a quel supermercato, dite che cosa avete comprato il mercoledì e ve lo fanno trovare nella postazione giusta il mercoledì dopo. È una cosa stupida. Ma è molto diffusa. Un'altra cosa molto diffusa riguardo all'elettricità è l'invenzione della pila elettrica di Volta. La potete di nuovo comprare al supermercato. Volta era una sfida, quella di Volta. Volta voleva dimostrare a Galvani che l'elettricità, che non ha scoperto nessuno dei due, si conosceva già, non era d'appannaggio come produzione solo dei viventi, ma poteva essere realizzata. La pila che ha comprato al supermercato è chimica, messa insieme secondo la ricetta di Volta, e ha una scadenza proprio perché è chimica. Quei materiali poi in realtà perdono un po' di efficienza. Però chi è che fa fare il grande salto all'elettricità per l'umanità tutta? Se ci pensate, è proprio il signor Maxwell. Maxwell che scrive le equazioni di Maxwell, cioè Maxwell che inventa una nuova matematica per descrivere che cos'è l'elettricità. E a quell'epoca il signor Faraday, che era e resta uno degli scienziati più grandi dell'epoca, scrive una lettera al signor Maxwell e gli dice: guarda che io la matematica non la so maneggiare così bene come te, faccio un sacco di cose, ma la matematica non potresti spiegarmi a parole che cosa vogliono dire le tue equazioni, che sono quelle lì. E Maxwell, nel trattato, se avrete voglia di andarlo a sfogliare, nelle prime pagine, i 10 punti che lui illustra sono i punti che servono a capire a cosa servono le equazioni di Maxwell e perché lui le scrive. L'elettricità diventa onda, l'energia si può trasportare con delle onde, non servono più i fili. L'energia diventa spettro elettromagnetico, noi stiamo sotto il sole e usiamo quella piccolissima porzione di spettro elettromagnetico, per la quale sapete che ormai quasi tutti che io ho una particolare passione perché va dal rosso al blu, che sarebbero i colori della città,
e che il bianco e il nero non sono colori, eccetera, eccetera, ma diciamo di questo potremo parlare poi eventualmente in separata sede. Qua ne parlo solo perché a casa io sono l'unico che la pensa così, gli altri stanno con l'altra squadra, che io per un difetto genetico non riesco a... Vabbè, ma questo è un altro discorso. Però diciamo questo è lo spettro elettromagnetico, porzione piccolissima. E spettro elettromagnetico, ma vuol dire che le onde viaggiano alla velocità della luce. Quello che vedete lì è il tempo vero che serve per mandare un fascio luminoso da questa stanza alla superficie della Luna. Se io avessi energia sufficiente per mandare un fascio laggiù, quello sarebbe il tempo necessario. Beh, con questi tempi da record, Marconi inventerà la radio. Inventerà la radio, prenderà il Nobel e verrà invitato a tantissimi eventi mondani. Ma a Marconi non piaceva molto andare agli eventi mondani, però per uno la moglie insiste. Dice no, guarda, va bene questo, non ci andiamo, va bene, sì capisco, lì non ci andiamo, no ma qui ci andiamo. E Marconi dice va bene, andiamo. L'evento al quale decide di andare è un evento veramente importantissimo. Solo che lui arriva tardi, con la moglie, i bambini, e non riesce a fare i documenti necessari per partecipare a questo evento, e anche se ha vinto il premio Nobel e ha inventato la radio, non lo aspettano. L'evento in questione era il viaggio del Titanic. Lui non riesce a salire a bordo, ma i sopravvissuti, quando tornano, gli regalano una placca di oro zecchino per ringraziarlo per il fatto che senza la radio nessuno li avrebbe trovati. Quindi Marconi, partiamo dall'elettricità, non usiamo più i fili, immaginate un filo da una qualunque stazione portuale verso il Titanic che viaggiava con il filo attaccato per dire dov'era. Sono le onde, e Marconi si avvale di scoperte importanti, di una scienza veramente irresistibile, è quella di Hertz. Hertz trova il modo di produrre onde elettromagnetiche dopo aver letto il trattato di Maxwell. E in Italia viene poco ricordato, Augusto Righi fa altrettanto, anzi è l'idea di Augusto Righi che viene usata da Marconi, perché Augusto Righi ha uno strumento che è un po' più compatto per produrre le onde. E poi c'è un altro italiano che non viene quasi mai ricordato, forse perché ha un nome complicato, che si chiama Temistocle Calzecchi Onesti. Temistocle inventa il coesore. È l'oggetto che permette di capire che stanno arrivando delle onde elettromagnetiche. Quindi c'è quello che ha capito come produrle, c'è Maxwell che ha fatto tutto l'apparato teorico, c'è quello che ha capito come riceverle, e Marconi inventa la radio. È fantastico questo percorso, no? Oggi poi i ricevitori sono tutt'altra cosa e le onde sono tutt'altra cosa, ma quando parlo di Marconi vi viene quasi sicuramente in mente Tesla. E qualcuno dice Tesla, perché ve lo dimenticate Tesla? Perché è come Rosalind Franklin, ma no, non c'entra nulla. Tesla aveva capito anche lui, aveva inventato anche lui la radio, aveva meno spirito commerciale di Marconi. Entrambi sono accomunati da una richiesta dei loro governi. Ma se siete capaci di produrre onde elettromagnetiche e a mandarle da qualche parte, non ne potete produrre tante e mandarle contro qualcuno per distruggerlo? E gli viene proposto di realizzare il raggio della morte. Tesla sbaglia perché pensa di lavorare nel vuoto, invece sta lavorando nella materia. Marconi si rifiuta. Ma sapete come chiamavano i governanti di allora il raggio della morte in realtà? Lo chiamavano il pacificatore, perché nella sciagurata idea che c'è anche oggi, solo distruggendo completamente l'avversario si può raggiungere la pace. Pensate
in questo percorso di scienza irresistibile e inarrestabile quanto l'uomo a volte metta mano e invece di trovare un modo per rendere la vita di quel neonato migliore, trovi il modo, no, di usarla in una maniera che direi che non piace a nessuno. Tesla comunque è stato un grande visionario. Tesla scrive un piccolo resoconto nel quale dice che grazie alle onde radio e grazie alla televisione che era stata appena inventata, ma non ancora di dominio pubblico, sarebbe stato possibile vedere le persone come se fossero proprio qui da noi, quello che state facendo oggi col telefonino. Non solo, dice che questi strumenti saranno abbastanza piccoli da poter stare nel taschino della vostra giacca. Lo dice intorno al 1930. E in effetti quasi tutti, qui c'era un filmato che effettivamente non mi parte, ma non importa, usano questa modalità di comunicazione. Usate, credo, il telefonino? Usate Bluetooth? Ma a chi dovete il fatto di riuscire a comunicare con il telefonino con Bluetooth? Lo dovete all'attrice più bella del mondo. Lo dovete a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era considerata l'attrice più bella del mondo, la prima attrice a recitare in un nudo in un film cecoslovacco che si intitolava Ecstasy del 1920, mi sembra. Hedy Lamarr ha una preparazione in scienze esatte, in ingegneria e fisica, e ha un cruccio che dei sommergibili vengono individuate le posizioni intercettando le comunicazioni radio, vengono colpiti e affondati. Come si potrebbe fare a non far intercettare le comunicazioni radio? Beh, lei brevetta un metodo che si chiama salto in frequenza. Mette le informazioni di quelle onde elettromagnetiche che si propagano su frequenze differenti e solo chi sa a che frequenza sta l'informazione che gli serve per andare da qualche parte o posizionarsi può leggere quell'informazione, gli altri no. E volete sentire una bella canzone, sapete che è su quel canale, ma finché non prendete la frequenza giusta, quella canzone non la sentite. Quando con il vecchio doppino telefonico sentivate la voce della zia molto gracchiante o molto acuta, era perché era su delle frequenze molto alte evidentemente, riconoscevate la persona perché sapevate che vi chiamava la zia, se no magari la voce non la riconoscevate. Però portavate il segnale in una maniera differente. Il salto in frequenza è alla base della crittografia ed è alla base di quello che oggi potete fare, l'utilizzo di una macchina a guida autonoma. Non so se avete mai usato un taxi a guida autonoma. Sareste preoccupati? Sì. Ecco, io però sono andato in aeroporto un po' di tempo fa, presto al mattino, con un taxi, e non ero sereno nel fatto che avremmo raggiunto io e l'autista l'aeroporto quella mattina. Quindi anch'io ero preoccupato con un guidatore umano. Il taxi a guida autonoma è semplice. Voi avete un telefonino, c'è un GPS, rileva la vostra posizione, chiamate il taxi arriva, gli dite la posizione di dove volete andare e lì vi porta. Negli Stati Uniti funziona abbastanza bene sulle strade grandi, quindi New York, San Francisco. Il problema che potremmo avere è un problema di infrastruttura in realtà. Vi immaginate quando cerca di capire dov'è e gli manca quella che si chiama la nuvola, la cloud? È così come un medico che dovesse utilizzarla per operare qualcuno. Quindi tutto questo a volte porta ansietà verso il progresso e in particolare verso l'intelligenza artificiale. Ce n'è molto, anche se Vincenzo Tagliasco sosteneva che l'intelligenza artificiale è la punta di quello che la tecnologia può dimostrare, partendo, se volete, da quella che consideriamo fantascienza. E possiamo controllare il cervello? Sì. Possiamo controllare il cervello. E in questi giorni, se vi capitasse su Rai Play Sound,
c'è una serie dedicata a Eco, e in una delle interviste di Eco c'è qualche cosa che riguarda proprio in parte l'intelligenza artificiale, in parte la memoria, il diritto all'oblio e il modo di filtrare le informazioni, le tante informazioni che riceviamo. Questo è un articolo relativamente recente, è uscito nel 2025, quindi dell'anno scorso, non è uscito quest'anno, ma è uscito l'anno scorso, ed è un dispositivo che vedete tra quelle dita che serve a pilotare alcune azioni degli umani partendo da un'interfaccia diretta con il cervello. È un oggetto piccolo, l'avete visto tra le dita, quello è l'oggetto. È un oggetto come quello della Softbotics che potete mettere in prossimità della zona del cervello che volete controllare, e voi adesso potreste essere ancora più preoccupati, a meno che non siate in grado, non abbiate un parente che non è in grado di prendere un bicchiere d'acqua, o che non si possa alzare per andare da qui a lì, e avere questo gli permette di rigenerare l'impulso elettrico che fa sì che tutto questo possa avvenire e quindi possa prendere autonomamente quel bicchiere d'acqua senza guardarsi intorno un po' sperso perché nessuno gli sta dando da bere. Ecco, tutto questo parte dall'idea di una donna, Mary Shelley. Mary Shelley scrive un libro meraviglioso che è Frankenstein, e Frankenstein è la condensazione, condensa, no, l'idea che siano i segnali elettrici, le onde, in qualche modo a poter interagire con le azioni degli umani. Poi lo ritrovate magari in qualche film associato ad una mano, ma questa, diciamo, è un'altra storia. Il cervello umano è un cervello dove passano tantissime informazioni, abbiamo 10 alla 11, non sono sicuro che sia più alto del deficit dello Stato, però si avvicina, neuroni, e 10 alla 15 sinapsi, che sono le modalità di comunicazione, e quando uno dice i robot prevarranno, ecco, questa capacità è più difficile da ottenere e da controllare. Di nuovo, se pensate ai robot che comunque vengono utilizzati e associati alla possibilità di controllare le azioni che il cervello vuole fare pur non disponendo di un braccio o di una mano, oggi è possibile inviare l'intenzione che avete ad un dispositivo robotico per fargli fare delle cose. Poi non avete un braccio e le fa il braccio robotico, ma per farlo non utilizza un comando vocale, utilizza semplicemente il vostro pensiero, gli stimoli che voi date delle zone del vostro cervello. Quindi il robot è in grado di capire se volete tirargli la bottiglietta, se volete bere, se la volete solo ricevere, e legge le informazioni da un caschetto che porta un umano, ma che adesso è diventato quel chip che avete visto tra le dita, e quindi si può comportare di conseguenza. Poi il robot ha una proprietà, Aika è carino, è un cucciolo di robot, ma non è questa la proprietà più importante. Ad esempio, nella riabilitazione dei bambini affetti da autismo, gli umani, che sia per riabilitare un bambino autistico o per giocare in una partita di poker, gli umani non riescono a controllare alcuni gesti e alcuni movimenti quasi impercettibili dei propri occhi e dei propri muscoli, per cui i giocatori di poker si mettono gli occhiali scuri per non fare capire quello che vogliono fare o quello che hanno tra le mani. E se fate la riabilitazione, se interagite con un bambino, il bambino potrebbe capire che vi state annoiando, che lo state facendo per compiacerlo, ma un robot no. Il robot lo può fare instancabilmente e può dare dei segnali, quelli che sono impercettibili, al bambino o a un'altra persona, calcolati per fargli capire che invece l'interesse è sempre vivo. Il cervello. Se avete ChatGPT o un qualunque altro motore, provate a chiedergli chi è l'italiano che ha preso il primo premio Nobel nel 1906 e vi risponderà Carducci, che è vero. Poi voi dite che non è vero,
E ChatGPT vi dice sì, hai ragione, perché vi dà sempre ragione, grazie ad Eledda, ma grazie ad Eledda l'ha vinto nel 23 e ChatGPT è rimasto ai Nobel per la letteratura. In realtà nel 1906 questo signore, Camillo Golgi, riceve il premio Nobel insieme a Carducci, ma nessuno si ricorda di Camillo Golgi. Cosa fa Golgi? Trova il modo per vedere dove stanno i neuroni nel cervello. E se vi sembra poco. E partendo da quel Nobel per la fisiologia e per la medicina, che condivide con Santiago Ramón y Cajal, partendo da lì è in grado di disegnare dove stanno i neuroni. E partendo da quei disegni e da altre informazioni si sviluppa una conoscenza della disposizione dei neuroni, di come è fatto il cervello, che servirà a Cohen e a Rita Levi Montalcini per definirne meglio il funzionamento, i fattori di crescita, nel caso di Rita Levi Montalcini. E poi, grazie al fatto di poter studiare i neuroni, i signori Hopfield e Hinton prendono il Nobel per la fisica per aver utilizzato in questo percorso veramente irresistibile le conoscenze sulla comunicazione neuronale riportate al ragionamento che può fare una macchina per trattare una grande quantità di informazioni ed arrivare al dunque rispetto ad un quesito, rispetto ad un'attività. E avete ChatGPT. Perché ChatGPT non resti un pappagallo, serve un nuovo Maxwell, qualcuno che inventi una nuova matematica. Einstein, quando ha scritto la relatività, ha utilizzato il genio in parte della moglie che gli suggeriva di usare la geometria non euclidea piuttosto che la geometria euclidea. Cristiana De Filippis ha appena vinto il premio della Società Europea di Matematica e quando è stata intervistata e le hanno detto ma ha vinto il premio, ma come mai lei si occupa di matematica? Dice perché l'ho sempre trovata facile da bambina, mi è sempre piaciuta, però la cosa importante che ha detto in quell'intervista è la mia famiglia non mi ha mai detto cosa fai la matematica o la fisica che sono cose difficili, fai delle altre cose, mi ha sempre incoraggiato. E questo incoraggiamento è importante. E se andate indietro col tempo e pensate all'intelligenza artificiale di oggi e ai commenti che fate, non vi può sfuggire, per chi almeno lo ha trovato, diciamo, lettura scolastica, il Fedro di Platone. Verso la fine del Fedro c'è una chiacchiera tra Socrate e Fedro. E Socrate racconta di un dio che fa tante invenzioni, i numeri e l'abaco, le osservazioni astronomiche, l'astrolabio, tantissime cose. E le racconta al re d'Egitto, che è la massima autorità, che è molto contento e si congratula. Ma quando gli dice che ha inventato i caratteri, in modo che le persone possano scrivere le cose e quindi ricordarle per sempre, il re non è contento. Dice allora perderanno la virtù della memoria e dello studio. In fondo, se ci pensate, è il commento che facciamo oggi con ChatGPT. Ed è un commento che vale quello che vale. A me fa piacere se gli studenti usano ChatGPT, perché li obbligo a fare due cose. La prima cosa è di porre il quesito in modo corretto, cioè di capire come porre un quesito, perché se il quesito lo ponete male, la risposta che ricevete è quella che è. Ma la seconda parte è quella che quando ricevono la risposta si sentono di andare a verificare se questa risposta è giusta o meno. Perché siamo in quell'epoca dove vediamo che prendete dei personaggi politici o chi vi pare, vengono montati dentro a dei film che vengono considerati falsi o fake, e quindi quando voi li vedete adesso non sapete se sono veri o falsi. Per capire se sono veri o falsi avete una sola arma: andarvi ad informare se sono veri o falsi, cioè andare a trovare delle altre informazioni. Platone deve l'avere tramandato tutte le sue idee
al segno scritto. Forse in quel commento di Socrate a Fedro voleva semplicemente eliminare un po' di concorrenza. E poi sono gli algoritmi. Siamo schiavi degli algoritmi. Se lo pensate, fate però una cosa concreta. Restituite la tessera del supermercato. Restituite tutte quelle cose che vi fanno tracciare mentre fate le cose. E poi vediamo se effettivamente gli algoritmi. E di nuovo, per gli algoritmi c'è un personaggio importante, ma prima di quel personaggio importante viene questo commento terribile di un pasticcere famoso, Igino Massari. Non so se l'avete sentito quando è andato al Ducale di fronte ai ragazzi. L'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare la crema pasticcera. Maestro, perché? Perché non sa distinguere tra il quanto serve e il quanto basta. Ora, il quanto serve e il quanto basta sarebbe che voi, mentre la fate, mettete un dito nella crema pasticcera, lo mettete in bocca e poi definite bene questo rapporto quanto serve e quanto basta. In realtà i robot moderni hanno dei sensori per l'acidità, per il gusto, per tutte le cose, per il pH, per tutte le cose che volete, quindi potrebbero fare altrettanto. Però ha voluto fare, diciamo, questo commento. In realtà gli sarebbe bastato scrivere un algoritmo che seguisse fedelmente le istruzioni che trovate su Cucchiaio d'Argento. Diciamo, non sarebbe stato difficile. Ma a proposito di algoritmi, e questa credo sia un'immagine evocativa che forse vi ricordate, no? Come scrivevamo i programmi e riportavamo quella sequenza di istruzioni con i rombi, i rettangoli e tutte queste cose. Il primo algoritmo in realtà viene scritto da una donna, è Ada Lovelace. Ada Lovelace è la figlia di Lord Byron, che è una persona pessima nel rapporto con le donne e con la figlia. È un luddista, vabbè, questo era il suo punto di vista. Sono gli anni della macchina tessile di Jacquard e Ada Lovelace lavora alla macchina analitica di Charles Babbage e scrive il primo programma per una macchina di calcolo. Per fare cosa? Beh, per trovare una sequenza di Bernoulli. Ognuno ha le proprie aberrazioni, diciamo. Questa era la cosa che le interessava di più. Però Ada Lovelace non è solo importante perché è la prima persona, ed è una donna, ad avere scritto un programma per una macchina di calcolo. E dato che c'era la macchina tessile di Jacquard, dov'è che lei mette le istruzioni? Sulle schede perforate che si usavano nella macchina tessile di Jacquard. Beh, mi piace pensare che dica a Babbage, carino, guarda che nella tua macchina, se mai funzionerà, e non ha mai funzionato, non vale la pena di mettere solo numeri e attendersi i numeri. Puoi ottenere a razzi, poesia, musica, immagini, esattamente quello che oggi facciamo quando usiamo l'intelligenza artificiale e gli algoritmi dei quali ci sentiamo schiavi. L'anno scorso abbiamo parlato del microscopio atomico. Con il microscopio atomico vogliamo semplicemente, che è un microscopio ottico, dare la possibilità ad un medico in sede operatoria che sta vedendo un'immagine in bianco e nero di trasformarla in un'immagine a contenuto molecolare. È una delle tante possibili applicazioni. Siamo nel metaverso, siamo oltre. Ma io non so come vivete il termine metaverso o lo pensate. Gramsci ne aveva già parlato nei quaderni. Ma è la possibilità che avete di mischiare in un'unica visione combinata tante informazioni che vengono da sorgenti differenti per vedere se producono qualche cosa di nuovo, messe insieme. E in questi tempi che stanno cambiando è proprio mettere insieme tante informazioni che può essere utile, tante informazioni ad esempio che riguardano il cambiamento climatico. Sono arrivato quasi alla fine, prometto. E se guardo al cambiamento climatico e alle tante informazioni che ho e chiedo a ChatGPT qualche cosa di produrmi un'immagine
che mi dica com'è il mondo di domani, se mi occupo della terra o se non me ne occupo, e quella è la visione, diciamo, che vedete, credo che sia anche quella attesa. E siamo in Liguria, ci interessa che il basilico venga su bene. E che cosa c'entra questo con i cambiamenti climatici? Beh, c'entra, ma come c'entra da sempre. Costruiamo delle serre per controllare le condizioni di crescita. Costruiamo quelle stesse serre delle quali riportava Plinio il Vecchio, perché erano quelle che servivano a Tiberio, anzi ai servi di Tiberio, per fare sì che lui tutto l'anno potesse mangiare cetrioli. E l'unico modo per farli avere i cetrioli tutto l'anno era quello di controllare le condizioni climatiche, quindi di realizzare delle serre. E oggi parliamo di effetto serra. L'effetto serra l'aveva intuito Fourier, che è stato un grande matematico e fisico, ma Fourier aveva legato l'effetto serra solo alla produzione, diciamo, di umidità. Lo riteneva solo l'acqua responsabile con i suoi vapori di una sorta di aumento di quella che è la pellicola terrestre che può costituire, può realizzare l'effetto serra. In realtà c'è una donna importantissima, si chiama Eunice Foot Newton. Eunice Foot Newton scrive un lavoro che viene pubblicato sull'American Journal of Physics, dove prevede e spiega come l'aumento di CO2 può contribuire all'innalzamento della temperatura terrestre. Viene invitato l'autore di questo articolo a presentare il lavoro ad una conferenza, ma poi, dato che quell'E.Foot in realtà è una donna, non le viene permesso di presentare il lavoro, lo presenterà un collega. Se prendete l'articolo di Eunice Foot Newton e guardate le misure che abbiamo fatto e le previsioni che abbiamo fatto rispetto all'aumento del clima e alla CO2 dal 73 al 2023, tornano perfettamente con i suoi conti, 150 anni prima. Poi pensiamo di andare tra le sabbie di Marte. Allora gli appassionati di fantascienza ricorderanno il libro di Arthur Clarke, e in quel libro, quando si andava su Marte, la preoccupazione del comandante è quella di non distruggere l'ambiente, è quella di preservare delle condizioni ambientali simili alla Terra per poter vivere lì. Comunque ci andiate. Non so se avete visto il film Dune. Mi sono innamorato dell'attrice di Zendaya, ma lei a un certo punto, quando dice il mio pianeta Arrakis è così bello, quando il sole va al confine tra la terra e il cielo e tutto diventa rosso, è così bello, e le sembra di vedere le spezie che la sua terra ha, e le spezie sono l'oggetto di commercio e di distruzione in realtà di quello stesso ambiente, quello che vuole essere di sfruttamento di quello stesso ambiente. Ecco, mi ha fatto venire in mente che in effetti in questo percorso irresistibile, credo di avere in parte dimostrato di scienza, un po' di attenzione, ammesso che poi le cose vi possano piacere o meno come realizzazioni, c'è per l'ambiente. E vi faccio vedere questo filmato che si chiama The Line, non so se qualcuno di voi l'ha visto. Può essere discutibile il fatto di pensare ad una città sviluppata nel modo in cui vedrete, però se osservate le parole chiave che verranno utilizzate, sono tutte le parole chiave che utilizziamo oggi ogni volta che vorremmo garantire la sostenibilità ambientale di qualcosa, tranne poi dimenticarci di chiedere alle ditte, mentre facciamo la differenziata, per favore di non mettere insieme la plastica con il vetro e qualche altra cosa, in modo che siamo noi che dobbiamo prima dividere le cose, prima di compiere un'azione civicamente corretta. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place.
Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The line, the city that delivers new wonders for the world. Questo The Line è un progetto reale che si sarebbe dovuto concludere nel 2032 circa, 2032-2035, è attualmente bloccato per 2 motivi prevalenti. Uno, i fondi, cioè l'incremento dei costi, e l'altro però una considerazione che ha fatto bloccare una parte del progetto. È vero che andiamo a realizzare un sistema che è assolutamente sostenibile per l'ambiente alla fine della sua realizzazione, ma per la cui produzione il costo energetico e di inquinamento che si sta pagando è elevatissimo e non era stato messo in conto. E allora, per concludere, però, forse qualcuno di voi ha già visto questo filmato, ma mi permetto di farvelo rivedere un'altra volta. Dice perché ci piace sviluppare tecnologie. Quindi in quella ragazzina che sente per la prima volta la voce vera di sua mamma, e in Steve Gleason che l'ha prodotto, che è affetto da SLA e quindi trova nella tecnologia una speranza di vita, tanto da avere un figlio da tirare su. Ecco, credo che lì stia un po' il senso di un percorso di scienza che in realtà è veramente, dal mio punto di vista almeno, irresistibile, e vale la pena forse di ricordare Montale, non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Codesto solo oggi possiamo dirci ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. E allora io vi ringrazio tanto per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. Grazie Alberto per questo affascinante viaggio, percorso lungo la storia della scienza, un irresistibile percorso caratterizzato forse anche da un po' di irresistibile leggerezza nel scoprire, nell'individuare, nel trovare le connessioni tra una cosa e l'altra che tu hai fatto vedere.
Questo mi conforta, perché molte cose che tu hai fatto vedere, che sono avvenute anni fa, non hanno avuto bisogno dell'intelligenza artificiale, no? L'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta gli esseri umani. Quindi poi con l'intelligenza artificiale magari sicuramente faremo molte altre cose interessanti e utili. Però devo dire che anche la casualità nella scienza è estremamente. Se pensiamo a Golgi ha scoperto la reazione argentica perché per caso ha lasciato un pezzo di cervello in una soluzione di nitrato d'argento in laboratorio. E il giorno dopo, quando è andato in laboratorio, ha preso il pezzo, l'ha affettato e dice: oh, guarda, cosa sono queste cose nere? E di lì è arrivata la reazione Golgi. Quindi grazie per tutto questo che ci hai raccontato, e c'è spazio per un po' di domande, se ci sono, penso di sì. Sì, io volevo fare 2 osservazioni. È stato ricordato Augusto Righi. È interessante notare che Augusto Righi, benché fosse certamente più preparato di Marconi, perché Righi era un professore universitario e Marconi un autodidatta, però non credeva nella possibilità di trasmettere a lunga distanza i segnali, perché non aveva previsto l'effetto di riflessione dell'atmosfera. Marconi è stato tenace, poi alla fine ha avuto ragione lui. Questo illustra il cammino tortuoso di certe scoperte. La seconda osservazione concerne il mito di Teut di Platone, no? Lei ha detto in fondo Platone deve, la circostanza che le sue idee sono state trasmesse perché le ha trasmesse attraverso gli scritti. Però forse la questione è più complessa, perché è esistita una scuola filosofica a Tubinga che sostiene che in realtà Platone ha lasciato nell'insegnamento orale il vero suo lascito, il vero suo patrimonio ideale. Gli scritti rappresentano solamente un accenno e una serie di tecniche per ricordare il vero contenuto che ha trasmesso solo oralmente. È una questione molto complessa su cui gli studiosi si accapigliano da decenni. Le dottrine non scritte di Platone. La ringrazio molto per questo commento. In effetti entrambe le sue osservazioni sono vere e corrette. Non sono entrato, diciamo, nel merito né della riflessione in atmosfera né di questo, non chiamiamola polemica, ma chiamiamolo pure dibattito, perché il tempo alla fine è quello che è, però è così, è veramente così, è così come la casualità in alcune scoperte è stata fondamentale. La scoperta del transistor avviene in modo quasi casuale, altri piccoli errori commessi in laboratorio hanno permesso di fare delle scoperte. Per questo dico, è un percorso irresistibile, perché poi alla fine si viene avvolti lì dentro, no? Chi veramente, secondo me almeno, fa ricerca e quindi a volte dice, vabbè, si dice fa scienza, non riesce a uscire da questa visione, non esiste un tempo che lo separa o la separa da quello che sta facendo in un laboratorio, dall'idea che ha e la vita quotidiana, ma non perché vuole dare alla vita quotidiana sempre una veste scientifica o all'attività scientifica qualcosa di quotidiano, perché è così, perché è naturale. In questo percorso, anche grazie per il commento che riguarda l'intelligenza artificiale, è senz'altro vero che le cose fatte con arte umana si sono sempre fatte. È altrettanto vero però che disponiamo in questo progresso di uno strumento che è quello che permette a Laura Cancedda di progettare un nuovo farmaco e invece di fare 1 milione di esperimenti, di farne solo 300, riuscendo a fare quello che per Eco è la cosa più importante quando si ha la marea di informazioni, cioè riuscire a filtrare le informazioni. E mi rendo conto che questo dire filtrare è rischiosissimo. Per questo nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale o di altre cose, la cosa più interessante prima di regolamentare sarebbe capire, perché sennò la regolamentazione potrebbe diventare un modo per attuare censura di qualche cosa non commercialmente rilevante da un lato, politicamente, vedetela come volete. No. Sì. Tanto, grazie per la conferenza veramente affascinante e anche per aver sottolineato l'apporto che le donne hanno dato alla scienza anche in tempi in cui non era assolutamente riconosciuto.
Allora, detto questo, io sono rimasta un po' colpita dalla città in linea, no? Dalla città futuribile e quant'altro. Sicuramente dell'intenzione di chi l'ha pensata, ha pensato di qualcosa di ecologico, sostenibile, penso, non lo so quanto, eccetera. A me sembra però, così detto tra noi, una follia, se posso usare questa terminologia, per il senso di prigionia che può dare una città di questo tipo. Questo è quello che penso io. Volevo sapere, ma è stata pensata per essere costruita dove? In quali condizioni? C'è qualche informazione? In Sud Arabia, nella parte... Cioè nel deserto? Nel deserto, sì. Quindi Nel immaginiamo deserto. una specie... Io sono d'accordo. Sì, una specie di muro, però ha notato che tra le parole chiave c'erano anche quella di che questo muro preservasse il fatto che nonostante il muro venisse mantenuto il rispetto, diciamo, per quello che era il paesaggio. No, io sono d'accordo con il commento che ha fatto e che le cose. La cosa che a me è interessato quando ho trovato questo filmato, sì, è il fatto che ci fossero tutte quelle parole chiave quando diciamo zero carbon, 100% rinnovabile, tutte queste cose che fanno parte di un'idea di progettazione di qualcosa pensando a queste cose. Poi il fatto che in realtà tutto questo possa avere una valenza di sfruttamento, una valenza commerciale, e qualcuno abbia finto o fatto finta di non tenere conto del fatto che per costruirlo, nel caso, il costo energetico e il costo di sostenibilità ambientale era comunque elevatissimo, mi rendo conto che fa parte, diciamo, di un dibattito, di una discussione a completamento anche di quelli che ha portato prima rispetto, diciamo... Soltanto per pensare alla quantità di acqua che ci deve essere assolutamente, no? Per 9 milioni di persone. Però se uno pensa di proiettare, no, diciamo, nel futuro, allora uno sta proiettando qualche cosa e mette quelle parole chiave che usiamo, così come anche la possibilità di muoversi lì dentro. Siamo noi che stiamo chiedendo di poterci muovere da un punto all'altro della città in 15 minuti. Chiamiamolo un sogno, non si sa bene se è un bel sogno. Ma non si sa neanche da che cosa scaturisca, perché in fondo se ci riappropriassimo un po' di più del tempo, non ci potrebbe anche non interessarci spostarci in 15 minuti da un capo all'altro della città. Io devo dire che sono grato ad Einstein perché la deformazione spazio-temporale è quella che mi aiuta a giustificare il mio ritardo a casa. Può capitare di cadere in una buca spazio-temporale. Va bene, grazie. No, grazie a lei. Ci lavora l'architetto italiano Massimiliano Fuchs. Sì, sì, ci lavora Fuxas, sì. Grazie. No, io volevo semplicemente fare un'osservazione banalissima. Va bene. Nel senso che il rapporto come fa l'uomo medio, l'uomo comune, chiamiamolo così, a reggere e a inserirsi e a utilizzare questo processo tecnologico così veloce, perché di fatto ho l'impressione che questa accelerazione spaventosa di fatto divide la società fra quelli che ci stanno dentro e quelli che invece possono soltanto essere dei consumatori di prodotti che man mano escono fuori, o comunque utilizzarla proprio per, come faccio io, tutte le volte che voglio sapere qualcosa, vado sull'intelligenza artificiale, vado su Google intelligenza artificiale, ho subito l'informazione, che bello, immediatamente abbiamo l'informazione. L'altra cosa è che in questo momento mi sembra che l'effetto spaventoso, diciamo, dell'intelligenza artificiale è nel campo degli armamenti e delle guerre che stiamo assistendo, perché lì c'è di nuovo una dicotomia fra quello che può essere un ideale di vita normale, eccetera, e invece questi spaventosi sviluppi e effetti mortali che stiamo assistendo. No, Nicola, ti ringrazio per questo commento. A parte la questione del pacificatore trattata lì in mezzo, il fuoco teneva lontani gli animali, serviva a cucinare, a riscaldarsi, e poi qualcuno ha pensato di dare fuoco a dei villaggi.
purtroppo questo fa parte, purtroppo è quello che è, no? Fa parte di un percorso diciamo difficilmente controllabile, temo, da tutta l'umanità. Cioè, questo è quello che la storia ci sta facendo vedere. Per quanto riguarda, diciamo, la prima parte, diciamo, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo passivo, se posso permettermi di usare questo termine, è vero in parte, perché questa passività apparente rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale sta comunque insegnando oppure spingendo le persone a fare quello che dicevo prima, cioè ad andare a verificare le sorgenti delle informazioni e le risposte e dare più importanza al modo in cui vengono posti i quesiti. No, quindi sono due elementi comunque, diciamo, di crescita culturale, chiamiamola così. Abbiamo smesso di leggere i giornali su carta, ma la cosa peggiore che abbiamo fatto negli anni è stata quella che prima prendevamo il giornale, leggevamo l'articolo e lo commentavamo, poi prendevamo il giornale, leggevamo il titolo e il sottotitolo, poi abbiamo cominciato a prendere il giornale, abbiamo letto solo i titoli e poi ci siamo riferiti a un po' di parole chiave e poi non l'abbiamo più preso perché intanto quei titoli li trovavamo sul nostro portatile, no? Quindi magari, diciamo, questo può portare ad un cambiamento, diciamo, di modo di confrontarsi con quelle che sono, con quello che è in qualche modo il progresso. Per i più giovani invece io credo, però è una mia idea, che una cosa importante sia quella di vedere se loro stessi capiscono, e se noi ci troviamo d'accordo anche su questo, che una cosa importante per poter non dominare, ma per poter andare, diciamo, di pari passo con il progresso, è quello di dotarsi di buoni fondamentali, cioè di una conoscenza di base che permetta di capire un avanzamento che è un avanzamento originale. Senz'altro non si riesce a stare dietro a tutte le cosiddette novità, ma una buona conoscenza di fondamentali permette di coglierne le potenzialità magari un po' meglio rispetto a non avere una conoscenza, diciamo, di base. Con questo mi piacerebbe dire, e a me piacerebbe, che nelle scuole si insegnasse la meccanica quantistica e il greco sin dallo stesso livello di scolarità. E la meccanica quantistica, per quanto non sia... La gente a volte pensa che sia filosofia e non ci sarebbe neanche niente di male, anzi magari lo è, anche in senso stretto, è l'insieme di teorie della fisica che hanno avuto più evidenze sperimentali di qualunque altra teoria. Non è una cosa campata per l'aria. E ha vissuto per tanti anni ha avuto, diciamo, dei salti in termini di sviluppi grazie a degli esperimenti che sono esperimenti mentali, che sono una novità. Il signor Schrödinger non ha mai chiuso dentro una scatola di cartone un gatto e poi è andato a vedere se aprendolo la boccettina lo aveva ucciso o non lo aveva ucciso. Era un puro esperimento mentale, perché comunque nessuno di voi, credo, abbia mai visto un gatto contemporaneamente vivo e morto, no? Ecco, quindi, diciamo, ci sono degli aspetti che possono diventare patrimonio di base delle persone e quindi farli comprendere forse meglio. E quando dico il greco è perché, diciamo, c'è una parte di conoscenza che è importante e che riguarda poi il linguaggio, e lì il discorso sarebbe ancora più lungo. Abbiamo perso un po' di proprietà di linguaggio, viviamo un po' di contesto, no? Il telefonino ci ha fatto mandare dei messaggi ancora prima di quando lo usiamo adesso, brevi, che si capivano solo a contesto. Erano sintatticamente corretti probabilmente, ma da un punto di vista di comprensione per chiunque altro potevano risultare assolutamente incomprensibili o interpretabili come si voleva, no? E quindi, ecco, diciamo, questi due aspetti. Però sì, le tue osservazioni sono osservazioni moderne, nel senso che è quello che credo pensiamo tutti rispetto al fatto che quello che potremmo chiamare progresso procede molto rapidamente. È inarrestabile.
questo è un dato di fatto. Forse l'unico modo, mi scuso per le lungaggini, è quello di provare però a riappropriarsi del tempo. Che ognuno di noi cominci a provare a riappropriarsi dell'uso del tempo. Se per fare un certo lavoro invece di impiegare 10 ore impiego un'ora, alla domanda in quelle altre 9 ore che cosa fai? Che cosa rispondete? Siamo tutti pronti a rispondere qualcosa rispetto a quelle 9 ore, quindi a parità di salario, eccetera, no? Quindi forse provare a riappropriarci un po' del tempo potrebbe aiutare, ma questo è solo un punto di vista. Bene, sì? Ancora una domanda? Prego. No. Grazie per la conferenza, perché mi dà la possibilità di inviare ai miei figli e nipoti un messaggio di speranza. Non dico, tutti noi siamo in una situazione di grande, io devo dire sono molto deluso, depresso no perché non lo sono mai, ma comunque sono deluso rispetto alle mie previsioni di 20-30 anni fa. Io sono nato all'inizio degli anni 40, sono nato sotto le bombe e per fortuna ho vissuto 80 anni di pace. Purtroppo non è più così. Ero convinto che si risolvesse tutto con la soluzione della guerra Russia-Ucraina, l'occupazione. Invece c'è una proliferazione di guerre su tutte le aree geografiche e soprattutto la più preoccupante è quella che è iniziata recentemente in Iran. I miei figli, io parlo dei giovani, i giovani sono veramente preoccupati, hanno un orizzonte avanti a loro oscuro e nessuno di noi è in grado di dare un messaggio di speranza, di ottimismo. Questa conferenza che manderò a loro ha proprio questo grande pregio di dare la possibilità di avere fiducia nella ricerca scientifica, nell'innovazione tecnologica, fa capire che l'intelligenza artificiale è uno strumento, può essere usato per il bene e per il male. Io vedo quello che si fa già in medicina, è eccezionale quello che si riesce a fare. Penso alla fusione nucleare. La fusione nucleare sono convinto che avrà un'accelerazione incredibile utilizzando l'intelligenza artificiale. Significa produrre energia senza nessun impatto ambientale, avendo una risorsa disponibile senza limiti e senza impatto inquinante. Quindi io penso che questo messaggio va dato ai giovani, va dato, e questa è l'occasione, perciò la ringrazio per questa conferenza. La ringrazio io. Mi permetto solo 2 brevissimi commenti. I giovani credo che stiano vivendo un periodo, almeno mi riferisco agli studenti che conosco e a quelli che verranno a fare ricerca nei nostri laboratori, un periodo incredibile dove non è tanto che non c'è certezza di quello che si potrà fare dopo, ma del fatto che le regole di ingaggio cambiano continuamente. Cioè non c'è tanto la certezza o l'incertezza di poter trovare una posizione o lavoro, ma il fatto che le regole di ingaggio cambino continuamente, giorno dopo giorno, questo sfiducia un po' e speriamo di poter recuperare. E poi c'è una considerazione che mi rendo conto che è una considerazione utopistica, una considerazione folle, da Alice nel Paese delle Meraviglie, non ho idea. Io abito in via Lomellini e sotto a casa mia c'è un panettiere che alle 5:30 comincia a fare il pane, sento il profumo d'estate. Quando ha venduto tutto il pane chiude e va a casa. Ma finché ci sarà qualcuno che produce armi, e queste dovranno essere utilizzate, qualcuno vorrà che vengano utilizzate. E quindi il cambio, che uno si aspetta, è la speranza, è quella che nessuno decida più di produrre armi. Se non ci fossero armi non ci sarebbe da doverle utilizzare, persone da andare a seppellire per l'uso delle armi. Mi rendo conto che è assurdo, cioè che tutto questo è al di fuori di qualunque cosa abbia fatto l'umanità
da sempre. C'è l'associazione degli scienziati per il disarmo. Non funziona, mi rendo conto che non è realistico questo, però se ci pensiamo è il fatto di avere una parte della... Siamo 8 miliardi. Se anche solo l'1% di questi 8 miliardi è malevolo, l'utilizzo, diciamo, di quello che ha tra le mani potrebbe essere, come in alcuni casi, devastante. E credo, sì, la ringrazio, diciamo, per questo commento. La mia idea è proprio quella di provare a dare non tanto fiducia nella scienza, cioè voglio dire, finita la seconda guerra mondiale, Brecht ha dovuto scrivere Galilei perché quello era il momento di scriverlo. Quando sono arrivati i primi robot, Asimov è stato costretto a scrivere le 3 leggi della robotica, perché le persone così adesso sono tutte tranquille e sanno che i robot non possono danneggiare assolutamente gli umani. D'altronde questo lo sta facendo anche ChatGPT. Immaginate, e mi scuso per l'esempio brutale, che una persona decida di suicidarsi. Beh, se vuole trovare il modo migliore per suicidarsi può andare in una biblioteca, consultare dei volumi e trovarlo. Se chiede a ChatGPT, ChatGPT tenta di dissuadere la persona e lo fa per 2 motivi. Uno, credo, non sono un esperto così profondo degli algoritmi di intelligenza artificiale, ma uno riguarda il fatto che, se ci pensate, l'intelligenza artificiale, i chatbot, hanno integrata, embedded, o dite come volete, la nostra etica, perché vivono di quelle che sono le nostre risposte, le nostre reazioni e i nostri commenti. Dall'altro, perché è stata sviluppata una regolamentazione che impone a chi distribuisce i chatbot di non dare mai delle risposte che possano permettere agli umani di danneggiarsi, esattamente le 3 leggi della robotica. Quindi, diciamo, stiamo evolvendo un po' in questo modo, ma poi tutto resta libero, e credo che essere schiavi o meno di una tecnologia o di un algoritmo dipenda dalle persone, no? Bene, direi che possiamo ringraziare Alberto Diaspro per questa conferenza, per gli spunti che ci ha dato e anche per, diciamo, per la speranza nella scienza, nel futuro, anche perché, insomma, visto che ci occupiamo di scienza, magari ci interessa questo risultato. Comunque, grazie Alberto, grazie a tutti voi e buonasera. Vi ricordo che la prossima conferenza, giovedì, sarà la conferenza dell'Associazione degli Amici dei Musei di Storia Naturale, in cui ci sarà, se lo trovo, comunque c'è l'astronomo Riva che parlerà degli astri, dello studio dei pianeti attraverso i telescopi e così via. Quindi sul tempo e così via. Giovedì prossimo, sì, alle 17. E quindi andremo un po' Perché? in contrapposizione con Lorenzo Basso e Massimo Sideri, che parleranno della più inquietante delle meraviglie, l'intelligenza artificiale. Peccato. Al Ducale qui. Purtroppo questo è uno dei problemi, la sovrapposizione delle